Oggi in Veneto incontrare questi studenti del Master SBS ma comunque ha dato dei segnali importanti per il futuro non solo del basket ma anche dello sport in generale. Ma diciamo realismo più che segnali incoraggianti. Oggi la situazione è quella che è, ma dobbiamo anche essere realisti e non illudere nessuno. Noi abbiamo bisogno di giovani preparati nello sport e dobbiamo fare in modo che le società questi giovani li possano prendere anche come le nostre strutture periferiche. Una domanda naturalmente tutta veneta, in Serie A comanda Venezia, in A2 comanda Verona, in A2 Silver comanda Treviso, sta tornando il grande basket veneto. Ma io sono contento che ci siano città importanti strategicamente e storicamente importanti nel basket che oggi sono in testa ai campionati e diciamo che il piacere che Treviso faccia anche 4.000 spettatori accresce quella che è una storia dello sport ma del basket in particolare. Numeri importanti anche a livello giovanile, conferma che comunque il movimento, la federazione sta lavorando bene non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale. Ma noi abbiamo investito, il primo sport è stato il mini basket come invenzione di sport mini e vediamo che abbiamo numeri interessanti, di questo sono contento. Ultimissima cosa, partirà questa televisione, l'accordo con Sky è un altro passo in avanti per promuovere il basket. Ma è stato un bel accordo, sono contento che una televisione così importante dedichi spazio al basket, l'avete visto già dal sorteggio, non era mai successo che un sorteggio di un campionato europeo potesse andare in diretta televisiva, questo grazie a Sky. Grazie.